Consiglio dei Ministri ha ritirato il ricorso alla Corte Costituzionale contro la delibera della Giunta regionale che indica per il 30 settembre il referendum sulla separazione tra Venezia e Mestre. All'indomani della richiesta di ergastolo per Perale siamo andati a Chirignago per chiedere ai cittadini la loro opinione, secondo qualcuno è ancora troppo poco. Rivolta nel mondo del turismo contro le nuove regole per i contratti a termine approvati in fretta e furia dal governo, sarà un'apocalisse per il settore, prevedono gli albergatori veneziani. Si chiama Cannabis Light e viene venduta legalmente in tutta Italia, in aumento i punti vendita anche a Venezia e Forza Italia chiede al governo di chiuderli. Accogliere in porto le navi cariche di migranti è un costo e un limite ai traffici, così il presidente del porto Pino Musolino ospita 20:10, poi il suo appello al ministro Toninelli. Dopo la polemica sui posti per i bambini disabili ai centri estivi arriva la risposta dell'amministrazione. Venezia è uno dei comuni più virtuosi in tal senso. Basket, mentre arrivano i rinnovi per molti dei giocatori oro-granata, sembra ormai definitiva la mancata conferma di Peric nella squadra da 5 anni. Buonasera e ben ritrovati con le notizie da Venezia e provincia. Dunque il governo giallo-verde ha mantenuto la promessa di spianare la strada al referendum per la separazione di Venezia da Mestre, ritirando il ricorso alla consulta presentato dal precedente esecutivo, l'annuncio nella tarda serata di ieri. Il Consiglio dei Ministri ha ritirato il ricorso alla Corte Costituzionale contro la delibera della Giunta regionale che indice per il 30 settembre il referendum sulla separazione tra Venezia e Mestre. La decisione è stata presa su proposta del Presidente del Consiglio Giuseppe Conte. Il governo mantiene così la promessa formulata in campagna elettorale da Matteo Salvini, dopo le polemiche seguite al nuovo ricorso contro la consultazione presentato al TAR dallo stesso esecutivo e che il governatore Luca Zaia spiegava così. Il tema dell'impugnativa è un tema che si trascina da mesi, per cui già il vecchio governo le aveva annunciate, quindi immagino che ci siano le carte che hanno proceduto a prescindere dalla politica. La politica alla fine è intervenuta. Con il ritiro del ricorso, spiega il ministro per la democrazia diretta Riccardo Fraccaro, è stato riconosciuto il diritto dei cittadini di Venezia e Mestre di esprimersi sul riassetto amministrativo del loro territorio. L'orientamento del governo è infatti quello di non interferire in scelte locali legittime da parte delle popolazioni interessate. Prendiamo assolutamente in modo positivo la volontà del governo di dare finalmente spazio alle popolazioni interessate e al referendum. È quello che vogliamo fare anche noi. Il referendum proprio in quest'ottica va nella direzione di dare spazio ai cittadini, renderli più vicini al governo civico, fare in modo che non ci sia più un governo del comune semplicemente burocratico, ma dare spazio alla realtà dei cittadini. La strada verso il voto il 30 settembre appare quindi in discesa, ma ancora non sicura al 100%. Sulla consultazione continua a pendere il ricorso presentato al TAR da Comune di Venezia e Città Metropolitana. Ma la decisione del governo, sostengono gli autonomisti, avrà effetti positivi anche su questo procedimento. Non avevamo paura che la Corte Costituzionale ci desse torto, ma semplicemente il governo ha evitato l'ingorgo giudiziario. Ci sarebbero create una sentenza del TAR che attendeva la sentenza della Corte e una sentenza della Corte che attendeva la sentenza del TAR. Tutto questo si è evitato, possiamo partire con la campagna elettorale per il referendum del 30 settembre. Vogliamo veramente modificare le cose, salvare Mestre e Venezia. Strada dunque spianata alla consultazione del 30 settembre. Intanto da Cavallino arrivano alcune indicazioni sulle possibili conseguenze di un divorzio tra Venezia e Mestre. Non mi permetto di dare consigli ai cittadini di Mestre, ma è un dato di fatto che con l'autonomia il nostro comune è rinato. Il sindaco Roberta Nesto ricorda i tempi in cui il dibattito oggi in corso a Venezia riguardava il quartiere di Cavallino Tre Porti. I contrari alla separazione, allora come oggi, paventavano una perdita di rilevanza nello staccarsi dalla città storica, ma nel tempo i pro si sono rivelati di gran lunga superiori ai contro. Cavallino Tre Porti da quando è autonomo ha un organico di dipendenti, ha un suo budget, 26 milioni di euro, ha quindi di bilancio e si cominciano a fare tante opere. Da quando ci siamo separati c'è un programma di opere pubbliche molto importante, quindi io credo che avere l'amministrazione vicino consente a tutti di lavorare meglio e noi siamo qui, parliamo con la gente, lavoriamo per la gente e questo è garanzia che si va avanti e si va avanti in maniera spedita
definita e concreta. Divenuto comune autonomo in seguito al referendum del 1998, Cavallino ha ancora in piedi un contenzioso legale con Venezia riguardo alla spartizione delle risorse. A 20 anni di distanza una soluzione appare ancora lontana, ma il sindaco guarda al futuro con ottimismo. Stiamo ragionando col CTU per vedere quanto ci spetta e io spero che ci sia la possibilità di fare qualche opera pubblica che sicuramente ancora ci manca e che Venezia all'epoca non aveva fatto. Sarebbe assolutamente un buon compromesso avere le opere pubbliche che non ci hanno fatto prima, averle adesso. Quindi io confido nella positività di questo percorso. La cronaca con il duplice omicidio di Chirignago. All'indomani della richiesta di ergastolo per Stefano Perale siamo andati proprio nel quartiere dove viveva l'insegnante per chiedere ai cittadini la loro opinione. Io sono d'accordo perché evidentemente questo ha compiuto un atto enorme e non credo fosse incapace di intendere di volere. È una cosa premeditata secondo me. Io penso che ci vuole. È stata una cosa molto molto grave, la giustizia è così, è stata una premeditazione, è stata una forte collera che aveva in se stesso e l'ha trattenuta, è sbocciata in malattia mentale, io la penso così poi. Mi sembra il minimo insomma per quello che ha fatto. All'indomani della richiesta di ergastolo per Stefano Perale, il docente cinquantenne reo confesso dell'omicidio della trentenne Anastasia Shakurova in gravidanza e del fidanzato Biagio Buonomo Junior a Chirignago dove viveva l'uomo, difficile non commentare. C'è chi addirittura vorrebbe una punizione eclatante. Anche di più, perché ha premeditato tutto e non si ammazza le persone così. L'ergastolo. La pena di morte per conto mio. Quando uno ammazza le persone così vuol dire che è un criminale. In certi casi, ecco, per esempio questa qua ha ucciso lei, il bambino, eccetera, quindi diciamo che non è un omicidio tanto semplice, è abbastanza forte. Diciamo che però purtroppo la vita è una, sa com'è, uno è sempre attaccato al filo della speranza di vivere. Perale deve rispondere di duplice omicidio aggravato dalla premeditazione, di vilipendio di cadavere, di violenza sessuale aggravata nei confronti di Anastasia e di procurato aborto. Il cinquantenne invitò la coppia nel suo appartamento, li narcotizzò con un cocktail e li uccise. Anastasia fu soffocata con un cuscino e stuprata. Biagio colpito con una barra di ferro alla testa fino alla morte. L'Italia è una repubblica fondata sul lavoro, ma il decreto proposto, mentre apparentemente difende il lavoro, di fatto indirettamente crea i presupposti che portando molte aziende a chiudere produrranno più disoccupazione di quanto il protezionismo possa tutelare. Duro attacco di Matteo Zoppas, presidente di Confindustria Veneto, al decreto dignità. Non siamo ancora usciti dalla crisi, continua, e vi è un numero enorme di aziende in bilico che con questo decreto avranno un cappio al collo, sarà solo questione di tempo. Sono le imprese, ricorda Zoppas, che creano lavoro ed è un errore in questo momento aumentare il costo dei contratti a termine, irrigidendo le regole e riaccendere la spirale dei contenziosi. Il risultato sarà di avere meno lavoro, non meno precarietà. Circa la stretta antidelocalizzazione, conclude Zoppas, è difficile distinguere per decreto le imprese in crisi dai furbetti e opportunisti, che è giusto colpire e combattere con forza, aggiunge poi il presidente di Confindustria Veneto. Una generalizzazione di questo tipo rischia di avere l'effetto controproducente di aggravare la situazione di chi magari è già in difficoltà e portarlo alla chiusura definitiva. Intanto anche il mondo del turismo è in rivolta contro il decreto dignità approvato dal governo, soprattutto per quanto riguarda i contratti a termine. Sarà un'apocalisse per il settore, prevedono gli albergatori veneziani. Parlano a una sola voce le imprese del turismo, convinte che il decreto dignità approvato dal Consiglio dei Ministri porterà a una vera e propria catastrofe per il settore. Nel mirino delle categorie le nuove norme che rendono più onerosi per le aziende i contratti a tempo. Significa infliggere un colpo mortale, sostiene Claudio Scarpa dell'Ava, a un'economia legata alla stagionalità come quella turistica.
con una ripresa pressoché inesistente aumentare i costi per le aziende è semplicemente una follia. Per il nostro settore, soprattutto per le spiagge, significa un aumento dei costi aziendali esponenziale ed è veramente, come l'ha definito un giuslavorista, un'apocalisse per il settore delle spiagge. Sulla stessa linea Federturismo, Federalberghi, Confindustria Alberghi e molte altre sigle del settore che hanno firmato una lettera di protesta all'indirizzo del Ministro del Lavoro Luigi Di Maio. I contratti a termine sottoscritti dalle nostre aziende, scrivono, sono l'unico strumento utilizzabile per imprese la cui attività è condizionata da una domanda che per sua natura è soggetta a variazioni difficilmente programmabili. L'ipotesi di vincoli aggiuntivi determinerebbe ripercussioni devastanti anche sul piano occupazionale. In alcune aree del territorio significherà un ritorno massiccio al lavoro nero, quindi sarà controproducente. Siamo in un periodo in cui l'occupazione il tasso di occupazione è al suo massimo, proprio perché c'è stato fatto un lavoro forte di emersione, fatto dalle categorie, fatto dal governo, ed ora invece con questo provvedimento si rischia di ritornare a delle vecchie, desuete e sbagliate pratiche del lavoro nero. Si tratta di un provvedimento totalmente irrazionale, insistono gli albergatori, che non ha alcuna motivazione sensata, al di là dell'ansia dei 5 Stelle di conquistare un palco finora riservato alle iniziative della Lega e di Matteo Salvini. Secondo me è solo la voglia di essere protagonisti, di rispondere alle critiche di chi ha detto che finora non avete fatto niente e si cerca quindi di fare. Ma questi provvedimenti devono essere meditati, ponderati, condivisi con le categorie, condivisi col sindacato, mentre invece mi pare che ci sia una voglia di protagonista che può portare solo unicamente a risultati sbagliati. Accogliere in porto le navi cariche di migranti chiaramente è un costo e un limite ai traffici che le banchine sono deputate a fare. Così il presidente del porto di Venezia, Pino Musolino, ospite ieri sera a 20:10, presidente che poi ha lanciato un appello al ministro Toninelli. Io non vorrei essere nei panni dei colleghi che sono presidenti dell'autorità di sistema portuale del Sud Italia, certo. Ma non oggi, negli ultimi 10 anni e sicuramente negli ultimi 5, anzi 8, 7, a partire dal 2011, sono stati lasciati, se volete, soli da parte dell'Europa, perché buona parte del carico di gestione e dell'emergenza cosiddetta dei migranti è stata la grossa parte sulle spalle dell'Italia per molto tempo, ed è solo dal 2015-2016 che c'è un piano europeo di collaborazione. Molti giustamente la parte diciamo, di gestione immediata dell'emergenza è data dalla Capitaneria di Porto, ma poi le navi, le imbarcazioni delle Capitanerie di Porto vanno ad attraccarsi nei porti del sud che devono fare anche crescita, sviluppo ed economia, quindi sicuramente sono elementi che vanno considerati, ed è vero anche che i migranti arrivano in Italia perché è il primo posto di accesso e di entrata all'Europa, non è che arrivano tutti in Italia perché vogliono venire in Italia, quindi è evidente che il problema è un problema europeo e andrebbe gestito e risolto con un grande accordo europeo. Cosa serve a Venezia? Beh, cosa serve a Venezia è un po' quello che serve a tutti i porti italiani, cioè delle certezze, la possibilità di continuare in un percorso che è stato già segnato dai governi precedenti, di buone pratiche amministrative, di razionalizzazione degli investimenti, ma anche di certezze degli investimenti. Noi non dobbiamo aver paura delle infrastrutture, noi dobbiamo aver paura di farle male, noi dobbiamo aver paura di farle spendendo troppi soldi, non riuscendo a completare gli appalti o magari addirittura producendo tangenti, ma l'opera di per sé non può essere demonizzata, non può essere vista come qualcosa di negativo. Tutti i grandi paesi stanno investendo nella connettività, stanno investendo nelle opere, dobbiamo fare quelle che effettivamente servono, dobbiamo farle bene. Si chiama Cannabis Light e viene venduta legalmente in tutta Italia. I negozi che la distribuiscono si stanno diffondendo anche a Venezia, suscitando non poche polemiche. Ora Forza Italia chiede al governo di chiuderli. Quella di oggi è una dichiarazione di guerra che vogliamo fare a tutti quei negozi e a quella norma che in qualche modo permette o fa filtrare l'idea che esista anche una canapa ricreativa, una canapa che non fa male. La droga è tutta merda.
Forza Italia dichiara guerra ai cannabis store, supportata dall'ex senatore Carlo Giovanardi, noto per le sue crociate antidroga. Perché di droga si parla, sostengono gli azzurri in regione, nonostante il basso contenuto di principio attivo nei prodotti distribuiti da questi negozi in modo assolutamente legale. È una droga, allora noi non possiamo non essere coerenti, e se diciamo che ai ragazzi nelle scuole, nelle nostre manifestazioni varie, come regione siamo molto impegnati nella prevenzione, nel dire che le droghe fanno male, noi dobbiamo essere molto duri nei confronti di questi negozi. La droga non è pesante o leggera, la droga non si pesa, sostiene la tossicologa Elisabetta Bertol. In una dose di cosiddetta cannabis light allo 0,6% è presente comunque un principio attivo che ne fa una dose a tutti gli effetti. Ma non è tutto. I vari prodotti in vendita nei negozi possono essere estratti in maniera molto semplice, internet guida in tutto questo, e possono essere estratti e per ottenere una resina o un concentrato comunque di tetraidrocannabinolo molto molto elevato, con grande facilità in mezz'ora in casa propria. Chiediamo quindi al governo di attivarsi, invocano i forzisti, per vietare la libera vendita di cannabis light e dei prodotti derivati, settore pericoloso in proliferazione con 422 negozi presenti in Italia ed almeno uno in ogni capoluogo di provincia del Veneto. Bisogna ricominciare con l'educazione, con la prevenzione, con un'attività capillare nelle scuole, nelle famiglie, nelle parrocchie, dappertutto. Però bisogna anche incominciare chiudendo quei negozi che stanno diffondendo in tutta Italia la cultura della cannabis e lanciano un messaggio equivoco ai giovani. Ci fermiamo adesso per una breve pausa pubblicitaria, restate con noi, a tra poco. Siamo rientrati in studio con le notizie da Venezia e provincia, mentre continua la polemica sui posti per i bambini disabili nei centri estivi, arriva la risposta dell'amministrazione. Il Comune di Venezia è uno dei più virtuosi in tal senso. Centri estivi con il contagocce per i bambini disabili. La denuncia arriva dalla presidente dell'Anfas Veneta e membro del tavolo della disabilità della Regione Veneto, Peroni. È un problema che riguarda tutti i comuni con i tagli ai bilanci, spiega. Ci sono bambini che vengono accolti una sola settimana, chi 2 o 3, ma in ogni caso per periodi inferiori rispetto a quanto chiedono le famiglie. Eppure l'assessore al sociale del Comune di Venezia dichiara altro. Garantiamo tutto l'anno scolastico per importi milionari, come è giusto che sia, l'accoglienza scolastica dei ragazzi disabili o studenti disabili durante l'anno scolastico. In più, nella stagione estiva, sapendo che molti vogliono partecipare ai centri estivi, è giusto metterli nelle condizioni di partecipare, garantiamo fino a 5 settimane, 4 più eventualmente una aggiuntiva, la possibilità di accoglienza scolastica per un monte ore che arriva anche alle 35-40 ore settimanali. Quindi un impegno finanziario e organizzativo importante, che però facciamo con la convinzione che tutti i ragazzi hanno gli stessi diritti di accedere ai servizi del Comune. Appunto per questo lo scorso anno abbiamo introdotto questa possibilità non solo per i centri estivi comunali ma anche ai GREST, quindi anche i ragazzi che vanno ai GREST e sono seguiti dal servizio della disabilità possono accedere all'accoglienza scolastica. Venturini evidenzia come il Comune di Venezia sia in realtà uno di quelli che si è impegnato maggiormente. Allo stesso tempo però lancia un messaggio. Un impegno che il Comune di Venezia fa e lo fa con convinzione e ci colloca a essere uno dei comuni in Veneto, forse il comune in Veneto che più eroga in termini di questo tipo di servizi. Altri comuni, altre ULSS, altri territori erogano molto meno, molto poco, e su questo c'è un lavoro da fare a livello regionale di omogeneizzazione degli standard qualitativi, è evidente. Se arrivassero anche altri finanziamenti da parte regionale o nazionale su questi temi siamo ben contenti di metterli a frutto e metterli a disposizione. Da stasera fino a domani sera in Veneto saranno possibili rovesci e temporali sparsi con possibili grandinate e forti raffiche di vento. Lo rende noto la Protezione Civile regionale in base alle previsioni dell'ARPAV, che ha emesso un avviso di criticità idrogeologica e idraulica in caso di temporali forti per possibili disagi al sistema fognario e lungo la rete idrografica minore e fenomeni franosi superficiali sui versanti e la possibilità di innesco di colate rapide, specie nelle zone dell'Alto Piave, della Pedemontana, Alto Brenta, Bacchiglione, Alpone e Garda e Monti Lessini. Attenzione rinforzata nel territorio di Borca di Cadore nel Bellunese. Siamo adesso allo sport, basket, mentre per tanti giocatori è arrivato il rinnovo, c'è qualcuno che non farà più parte della nuova Umana Reyer.
Dopo 5 stagioni con la maglia orogranata, Peric non farà parte della nuova squadra. Nessun rinnovo per lui. Nessuno mi ha chiamato, ha dichiarato il 32enne croato, né negli ultimi mesi della stagione parlato. Il mio contratto è scaduto il 30 giugno e ora sono libero di trovarmi un'altra squadra. E così si chiude un importante quinquennio per il giocatore, che ha dato grande valore aggiunto alla squadra, portando a casa ottimi risultati anche in momenti in cui tutto sembrava perduto. Avrei voluto chiudere la carriera con la Reyer, continua Peric. Poi si sa, i desideri si scontrano con la realtà. Il giocatore ha ricevuto 2 offerte da Germania e Croazia, ma le ha rifiutate perché preferirebbe restare in Italia. Nel frattempo è arrivata la notizia che Andrea De Nicolao ha rinnovato il contratto per un altro anno. Faranno parte dell'Umana Reyer anche Watt e Ins Bramos e il centro camerunese Biliga. Ma c'è ancora tempo per ulteriori nomi e novità. Vi ricordo l'appuntamento con 20:10, ospiti in studio questa sera Stefano Fracasso, capogruppo del PD in Regione, e Alberto Villanova, consigliere regionale della Lega Nord in Regione. È tutto con le notizie da Venezia e provincia, ci fermiamo qui, vi lascio come sempre le previsioni del tempo, grazie per essere stati con noi, buon proseguimento di serata. Ben ritrovati al meteo di Antenna 3. Tempo in prevalenza buono, ma con qualche disturbo, specie al pomeriggio. Vediamo il dettaglio. Sul Veneto bel tempo nella prima parte della giornata, con ampio soleggiamento un po' su tutti i settori. Dal pomeriggio invece sarà possibile qualche occasionale temporale sul Bellunese e inoltre sui monti del Vicentino. Temperature minime tra 16 e 21 gradi, valori massimi compresi invece tra 27 e 33 gradi. Diamo uno sguardo al Friuli Venezia Giulia. Tanto sole al mattino con cielo sereno o al massimo poco nuvoloso su tutti i settori. Dal pomeriggio peggiorerà con rovesci frequenti, tuttavia qualche spazio soleggiato in più sarà possibile sulle aree costiere. Temperature minime tra 18 e 20 gradi, valori massimi compresi invece tra 28 e 31 gradi circa. Vediamo infine la situazione del Trentino Alto Adige. Ampio soleggiamento nella prima parte della giornata, ma anche in questo caso nelle ore pomeridiane si accenderà l'instabilità, con qualche acquazzone possibile un po' ovunque sulla nostra regione. Temperature minime tra 15 e 17 gradi, valori massimi oscillanti invece tra 30 e 33 gradi. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto. Arrivederci al prossimo aggiornamento.